Salve, buon sabato. Allora, vedete che bel cielo azzurro, non sono in Italia, sono sempre in Belgio e dopo aver mangiato il solito panino trovato per caso, perché qui è tutto chiuso, quindi ci sono o i chioschi o qualche cosa da asporto, e volevo fare una semplicissima riflessione. Tutti i leader europei oggi non mancano di ricordare che oggi 9 maggio 2020 sono praticamente 70 anni dal famoso discorso Schuman, il quale diede la via maestra per l'Europa, e quindi è stato istituito il famoso giorno Europa Day. Però dopo tutto quello che è successo in questi ultimi mesi, io inviterei, più che a festeggiare, a fare una serissima valutazione di quello che avveniva. Tutti ci aspettavamo alla prova del fuoco che l'Europa, intesa come Unione Europea, attenzione, desse alcune risposte, mentre invece queste risposte non ci sono state. Guardate, riserverò una bella diretta sulla storia del MES di ieri, perché ne ho sentite tutti i colori. Io credo di essere stato uno dei pochi che si è letto il documento e ci sono scritte altre cose. Invito tutti quanti e le pubblicherò. Però vedete, erano partiti con questo grande volume di fuoco, vi ricordate il SURE, la BEI e soprattutto questo Recovery Fund, il quale non se n'è neanche parlato, quindi l'unico strumento è il MES, il cappio al collo praticamente, ma ripeto, ne parleremo in maniera molto puntuale. D'altronde avrete sentito Borghi come si è espresso, ha perfettamente ragione, e quindi è per dire che quando sarà finita questa emergenza io credo che sia non necessario ma doveroso fare una riflessione tutti quanti su quale Unione Europea noi vogliamo, perché non è questa. Credevamo in solidarietà e praticamente ognuno ha fatto per sé. Volevamo delle risposte certe da parte delle istituzioni europee che francamente se ne sono strafregate. Abbiamo visto le sentenze della Corte Costituzionale tedesca, essenzialmente ha detto noi siamo noi e voi non siete assolutamente nulla, perdonatemi, e questo fa capire che ognuno fa i propri interessi, tranne probabilmente l'Italia, la quale pensa ancora che arrivi la solidarietà chissà di chi. No, l'Unione Europea è fatta per prendere e farsi i propri fatti, non per dare. Noi abbiamo capito il contrario, ma credo che gli italiani alla fine, dopo questa bruttissima esperienza, abbiano capito molto di più di quello che negli ultimi anni hanno tentato di metterci nel cervello. Ognuno è dotato di propria intelligenza, di propria autonomia e saprà trarne le conseguenze. Noi siamo qua, la settimana prossima sarà particolarmente intensa perché ci saranno lavori da parte del Parlamento, ci sarà aula, ci saranno da prendere delle decisioni, anche perché poi dopo c'è una sorta di lotta interna per il quale poi alla fine non succede assolutamente nulla. Sono tutti bravissimi, campioni del mondo nel tirare la palla sugli spalti, no? Rimandare. Intanto ci sono paesi come l'Italia che sono in ginocchio. Abbiamo purtroppo un sistema economico che sarà affetto da una pandemia che durerà anni e anni, purtroppo, e questo non doveva avvenire. Speriamo, vi auguro buon sabato e buona domenica, e non sto qui a fare la guardia al bidone di benzina, ma a difendere quel che è possibile difendere del Paese. Grazie e viva l'Italia, specialmente oggi. Grazie.